sono Alessandro del blog girimoto.it. Oggi giornata invernale comunque tiepida, circa 10 gradi, Colli Euganei. Partiamo dal castello di San Martino, ai piedi dei colli. Eccoci arrivati a Passo Roverello. Qui alle mie spalle la mitica terrazza panoramica dell'Osteria da Teresa. E questo è il cuore dei Colli Euganei, Cinto Euganeo. Bello, no? Ci siamo lasciati alle spalle da poco Passo Roverello ed eccoci arrivati a Montefasolo, una passeggiata molto carina che si può fare anche lasciando giù la moto e passeggiando a piedi su un paio di chilometri, oppure la strada è aperta al traffico fino a un certo punto, si può salire anche in moto. È uno sterrato molto semplice immerso nei vigneti dei Colli Euganei. Vi ricordo che tutti questi itinerari, questi luoghi, li potete trovare sul sito girimoto.it. Cercate sulla barra di ricerca Colli Euganei, seguite il tag Colli Euganei e vedrete tutti i luoghi che vi sto mostrando in questo video. Eccoci arrivati a Montefasolo, una strada, come vi dicevo, molto semplice e un bel panorama. La strada prosegue fino alla sommità di Montefasolo, dove si conclude la strada aperta al traffico, parcheggio, e si può proseguire a piedi. Anche questa passeggiata molto semplice che si può fare lasciando giù la moto, con anche degli scarponcini tecnici da moto, insomma qualche centinaio di metri, qualche chilometro si può fare. Dopo Montefasolo, prossima tappa, Pianoro del Mottolone, passeggiata molto conosciuta soprattutto per il panorama che sa regalare al tramonto. Adesso risaliamo in sella e ce ne andiamo verso l'acqua Petrarca.
È arrivato il momento di lasciarci alle spalle Erqua Petrarca e ci dirigiamo verso Val San Zibio. Ed eccoci arrivati a Val San Zibio. Lì in fondo l'ingresso dei giardini, ingresso a pagamento, mentre l'area picnic esterna è a disposizione di tutti gratuitamente. Un bellissimo posto dove fermarsi per fare un picnic nel bel mezzo dei Colli Euganei. Vi ricordo che potete vedere tutti i luoghi che vi sto mostrando in questi video sul blog girimoto.it e su YouTube potete vedere qualche motovlog e qualche immagine delle strade che si percorrono attraversando i Colli Euganei. Dopo Val San Zibio siamo stati a Galziniano Terme, a Torreglia, e adesso ci stiamo dirigendo verso Teolo facendo un po' di tornanti. Eccoci in piazzetta Tito Livio a Teolo, posto molto carino. Ed eccoci arrivati alla piazzetta del bar centrale di Teolo, tipico ritrovo dei motociclisti. Ed eccoci ai piedi dei Colli Euganei. Il nostro giro per oggi è finito. Ci dirigiamo verso Abano Terme e poi verso casa. Il giro in moto di oggi sui Colli Euganei è durato un paio d'ore, un po' di più con le soste, è ideale per un pomeriggio, una domenica. Non è impegnativo, alla portata di tutti, anche i tornanti che si possono affrontare sono semplici anche per i principianti. C'è da fare attenzione alle biciclette, che ovviamente qui non mancano, giustamente, e ai pedoni a passeggio, perché comunque è un posto abbastanza frequentato per passeggiate, trekking e mountain bike soprattutto.